Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Stefania Iangi, sono un medico specialista in ginecologia e ostetricia dell'azienda Ospedale Università di Padova. La prevenzione delle malattie infettive in gravidanza rappresenta uno degli obiettivi principali dell'Istituto Superiore di Sanità. Infatti, nelle ultime linee guida è un punto fortemente discusso e a cui si dà estremamente importanza. Le infezioni principali in gravidanza da tenere sott'occhio rappresentano quelle del gruppo TORC, Toxoplasma, citomegalovirus, rosolia e le infezioni sessualmente trasmesse, nonché le epatiti, l'HIV e la sifilide. In particolar modo la toxoplasmosi e il citomegalovirus sono due infezioni che possono essere non solo prevenute, ma possono essere anche testate prima dell'inizio della gravidanza tramite degli esami preconcezionali che sono estremamente importanti al fine di arrivare pronti al momento della gravidanza. Gli esami sierologici per individuare il rischio infettivo in gravidanza andrebbero possibilmente lì dove si sta ricercando una gravidanza eseguiti già nei primi 3 mesi prima del concepimento e comunque andrebbero ritestati possibilmente entro le prime 14, massimo 16 settimane di gravidanza. Questo ci consente di capire qual è lo stato sierologico della paziente e quindi di comprendere qual è il suo rischio infettivo in gravidanza. La toxoplasmosi è una infezione parassitaria che deriva principalmente dalla contaminazione di cibo e acqua, nonché del terreno, da parte delle feci del gatto, che è il principale portatore di un piccolo protozoo che è in grado di produrre delle uova che si incistano a livello di questi alimenti. La contaminazione del cibo comporta l'ingestione e di conseguenza l'infezione. La trasmissione materno-fetale può raggiungere anche il 50% di rischio. L'infezione è possibilmente più frequente che si trasmetta al feto, soprattutto se è assunta tardivamente, ma i rischi fetali sono purtroppo maggiori se l'infezione si contrae nel primo trimestre di gravidanza. Motivo per cui un'attenzione adeguata è molto importante già proprio dall'inizio della gravidanza. Le nuove linee guida prevedono che il test per la toxoplasmosi venga sottoposto già al primo trimestre, analogamente per il citomegalovirus. La rosolia invece dal 2021 è considerata una malattia infettiva che è stata debellata, questo perché c'è stato un alto tasso di vaccinazioni nella popolazione, di conseguenza la trasmissione e la circolazione del virus all'interno della popolazione è stata arrestata. Per questo nelle nuove linee guida, se è stata eseguita la vaccinazione in fase preconcezionale, non è più necessario eseguire i test sierologici. Rimane invece fortemente importante eseguire un test per la valutazione delle malattie sessualmente trasmesse, in particolar modo clamidia, gonococco, herpes, sifilide, soprattutto nel caso in cui ci siano delle situazioni di gravidanze a rischio. E analogamente epatiti, HCV in particolar modo, l'HIV. Per prevenire la trasmissione delle malattie infettive in gravidanza è molto importante avere un sistema di prevenzione, soprattutto riguardante le fasi delle norme igienico-alimentari. In particolar modo la trasmissione avviene attraverso i cibi poco cotti, in particolar modo la carne poco cotta, per quanto riguarda il toxoplasma, ma anche altre malattie alimentari, sia a livello di epatiti, sia a livello di listeria, quindi la carne va ben cotta, quindi evitare la carne al sangue, ma analogamente il pesce va ben cotto, la frutta e la verdura che non si può sbucciare, bisogna lavarla accuratamente, non soltanto con l'acqua, ma eventualmente anche con semplicemente bicarbonato di sodio più che sufficiente, strofinandola bene, risciacquandola sotto l'acqua corrente. Bisogna evitare le uova crude, bisogna evitare i formaggi poco stagionati e il latte che non sia stato anche quello ben cotto e trattato. È necessario evitare anche i frutti di mare, soprattutto se poco cotti.
Per chi effettua giardinaggio o ha dei gatti in casa è importante anche non cambiare le lettiere, che sono la sede principale in cui possono localizzarsi le cisti del toxoplasma, e lavare accuratamente le mani usando anche i guanti. Lavare spesso le mani è fondamentale anche per evitare la trasmissione del citomegalovirus. I bambini rappresentano, soprattutto in età scolare, in età di asilo nido, rappresentano la fonte principale, perché le infezioni virali nei bambini sono molto frequenti, spesso asintomatiche e decorrono spesso anche come un singolo semplicissimo raffreddore, motivo per cui bisogna evitare il contatto con le secrezioni corporee, la saliva, le urine in particolar modo, lavare spesso le mani anche dopo un cambio pannolino, evitare lo scambio delle stoviglie, che a volte anche senza accorgercene facciamo con i bambini per il famoso scambio del cucchiaio, e cercare di evitare il contatto con i soggetti ammalati. Nell'eventualità in cui si dovesse avere una sintomatologia che può far sospettare un'infezione in gravidanza, la prima cosa da fare è ovviamente avvisare il proprio ginecologo curante, il quale sarà in grado di consigliare il riferimento a un centro specializzato sia in malattie infettive che in malattie infettive in gravidanza, per poter avviare il protocollo di follow-up sia ecografico sia di accertamenti per capire la natura dell'infezione e eventualmente la terapia da attivare. Una delle tante preoccupazioni che spesso si hanno riguardano la vaccinazione in gravidanza. I vaccini attualmente consigliati in gravidanza sono sostanzialmente due e sono rappresentati dal vaccino antinfluenzale e dal vaccino per difterite, tetano e pertosse. Perché bisogna vaccinarsi in gravidanza? Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale è consigliato in qualunque trimestre di gravidanza e lo scopo è quello di andare a prevenire eventuali complicazioni per la donna in gravidanza, perché la modifiche del fisico durante lo stato di gravidanza può aumentare il rischio di complicazioni collegate all'influenza. In questo modo riusciamo a ridurre l'entità della gravità della malattia e riusciamo a beneficiare anche di un miglior stato di salute. Per quanto riguarda invece il vaccino per difterite, tetano e pertosse, lo scopo della vaccinazione, che si esegue tra 28 e 32 settimane, ma comunque entro 36 settimane di gravidanza, è finalizzata a proteggere il bambino nei primi 3 mesi di vita, quando dipende dagli anticorpi della mamma per poter gestire l'incontro con i patogeni verso cui non ha altre difese fino a quel momento. La vaccinazione proposte sono delle vaccinazioni sicure che non danno problematiche alla donna in gravidanza e soprattutto per il neonato è molto importante che la mamma gli dia un buon pattern anticorpale, per cui è un vaccino che è consigliato soprattutto perché sono i genitori, i soggetti che stanno più vicino al bambino nei primi mesi di vita e di conseguenza è importante proteggerlo anche dai batteri che possiamo noi stessi portare verso di loro. Le vaccinazioni sono anche da considerare in fase preconcezionale, in particolar modo la vaccinazione per la rosolia, in quanto è l'unica vera reale strategia che ci consente di ridurre ulteriormente la circolazione del virus all'interno della nostra popolazione e ci protegge dalla possibilità di contrarlo in gravidanza.